Si è svolto stamani presso i locali dell'Ispettorato del Lavoro di Agrigento un tavolo tecnico per il transito dei lavoratori da Dedolo Ambiente alla SRR Ato Agrigento Est, cui hanno partecipato i lavoratori rappresentati dal sindacato autonomo Confael e i vertici della SRR Agrigento, con il commissario Totò Gueli e i suoi collaboratori, davanti a rappresentanti istituzionali della Regione. Una vertenza difficile e articolata, cui le parti stanno cercando di trovare la giusta soluzione. Questa trattativa inizia stamani con una premessa necessaria ed indispensabile, ma è notizia un po' che aleggia in tutta la provincia. Qui c'è un dato che accomuna questa vicenda a tutti gli altri lavoratori, a buona parte dei lavoratori della provincia. Si continua a non pagare gli stipendi ai lavoratori, operatori ecologici e netturbini che operano in tutti i nostri comuni. Questo è inconcepibile, ne abbiamo parlato oggi in questa sede perché qui vi sono i lavoratori del comune di Canicattì, di Palma di Montechiaro, di Licata e di altri comuni come per esempio Porto Empedocle, addirittura 8 mesi di stipendio non pagato. Il sistema fa acqua da tutte le parti, non funziona, non si può pretendere che i lavoratori operino in un servizio di pubblica utilità, quindi indispensabile, però le risorse per le imprese si trovano, mentre per i lavoratori non si riescono mai a trovare. Abbiamo fatto una premessa oggi a questa riunione e il tavolo ha ascoltato con estremo interesse questo appello che abbiamo inteso operare. Sono presenti oggi qui, oltre alla direzione territoriale del lavoro, dell'Ispettorato del Lavoro, la direzione provinciale del lavoro, poi sono presenti la SRR e la Dedalo Ambiente, ciascuna con le proprie articolazioni, perché purtroppo è una scatola cinese, ci sono 1000 competenze, 1000 responsabilità e in una riunione importante come questa spesso magari ti viene difficile sapere o individuare le competenze di ciascuno. Una cosa è certa, certi ci sono i dati che riguardano i lavoratori. Qui nella norma che individua il cedente nella Dedalo Ambiente e il cessionario è la SRR, noi riteniamo che tutte le competenze dei lavoratori maturate con il cedente, inteso Dedalo Ambiente, devono essere assolte dalla SRR, alla quale i lavoratori devono transitare senza licenziamento. Oltre ad essere commissario della SRR di Agrigento, sono commissario pure dall'altra parte della zona di Sciacca, quindi ahimè ho tutta la responsabilità di tutta la provincia di Agrigento sulle proprie spalle. Vi devo dire che questa vicenda, per quanto riguarda i lavoratori che non hanno firmato, i 15 lavoratori che non hanno firmato dal comune di Palma di Montechiaro, ci sono rimasto un pochettino deluso perché pensavo come ho fatto a Sciacca e ad Agrigento, di aver firmato tutti i contratti della provincia di Agrigento. Anche questi 15 lavoratori, per avere tranquillità nelle proprie famiglie, avrebbero potuto firmare senza nessuno. Però, siccome devo dire che qualche sindacato sorto ora ha cercato di fomentare tutta questa vicenda mettendo in allarme i lavoratori, e oggi siamo qua per dirimere questa soluzione, questa questione, e io spero che oggi si arrivi a una conclusione, così i 15 lavoratori di Palma Montechiaro, che io conosco uno per uno e so le difficoltà che hanno nelle proprie famiglie, nelle proprie case, che oggi si riesca a completare e a chiudere questa vicenda. Io me lo auguro, io metterò tutta la mia buona volontà, tutta la mia esperienza per chiudere questa vicenda di Palma Montechiaro.